Il lungo periodo di commissariamento si fa sentire tra i lavagnesi. Il malumore più forte ascoltando le persone lungo le vie e in piazza è la mancanza di un interlocutore politico, come un senso di abbandono che dura ormai da troppo tempo. Tra i residenti si respira la fatica di questo periodo di transizione che sembra non finire mai. C'è un marciapiede giù alla Lavagna in Corso Genoa che è 3 anni che fanno un muro e sono 3 anni che lì siamo con la stessa rete, sono già andati in comune, se veniamo, non veniamo, veniamo, non veniamo. Sono tanto attese queste elezioni comunali. Io spero che l'anno prossimo andiamo alle elezioni, Non c'è niente per i giovani a Lavagna. Io sono uscita l'altra sera alle 8, c'era tutto il Carugio, tutti i negozi chiusi. Un po' di attenzione anche per i residenti che pagano le tasse, sarebbe anche importante per la sicurezza. Qual è il tema più sentito, più caldo a Lavagna? Guardi, questo non lo so esattamente perché non la frequento molto. Cerco di evitare, ci sono venuta solo perché ho dovuto andare dal medico ed è qui, se no ne farei proprio a meno. Intanto a Lavagna scatta la pedonalizzazione serale estiva sino al 2 settembre. Il provvedimento fa respirare i commercianti della zona che provano a resistere in questa situazione di difficoltà del comune. Il fatto che comunque le attività hanno iniziato solo adesso a mettere i tavoli in piazza, cosa che è sempre stata normale in questa piazza qui, e di conseguenza ne risente il turismo perché non c'è città più triste di Lavagna in questo momento, sono sincero. E per i giovani com'è? Triste. Cosa offre? Niente. La cura della passeggiata a mare, la cura del verde pubblico che comunque a volte penso che anche con poche risorse si potrebbe migliorare l'aspetto dei giardini, delle aree verdi, anche proprio dell'area circostante oltre il centro storico che a volte appare veramente davvero trascurata e sporca.